Dal punto di vista dell'Informa Giovani, come è cambiato il profilo del lavoratore e cosa devono tenere in mente le imprese per quelle che devono essere le nuove assunzioni del futuro? I giovani che si avvicinano al mondo del lavoro non chiedono, non sono molto interessati allo stipendio in sé stesso, ma insieme allo stipendio hanno aspettative molto alte su quella che è la qualità del lavoro, su tutti gli aspetti anche relazionali, di ambiente, di clima all'interno dell'azienda e soprattutto come dire, su quella che è la propria anche realizzazione personale. Quindi sono cambiati proprio i valori di approccio al mondo del lavoro. Qualche dato? Quanti sono insomma, i profili giovani che si affidano a voi per cercare un posto di lavoro e quali sono le caratteristiche che di più vi richiedono? Allora, noi riportavo prima i dati del 2024 perché ancora quelli conclusivi del 2025 non li abbiamo ancora tutti disponibili. Nel 2024 i giovani, quindi dell'età, il target giovanile che si sono rivolti al nostro servizio sono 7.074. Riporto quelli fisici, cioè quelli che sono entrati e hanno preso un appuntamento, perché poi abbiamo tantissimi contatti chiaramente via web e che quindi sono completamente diversi, ma aumentano di molto l'entità poi dei contatti. Sui 7.074 che sono entrati, che hanno preso un appuntamento, il 73% ha chiesto una consulenza, un orientamento sull'aspetto lavorativo.